Quest'anno abbiamo dei numeri in crescenza, dai 106 siamo passati ai 164, quindi è un numero notevole. Le donne che si rivolgono agli sportelli, tra l'altro, sono persone molto più mature rispetto al passato. Sono anche donne laureate, purtroppo non è una questione di genere anche economico, è una questione di genere vero e proprio, maschile e femminile. Ancora siamo fermi. Già, siamo fermi. Di queste oltre 160 che si sono rivolte ai 5 sportelli del Bassanese, per il 60% si tratta di italiane. Indispensabile quindi creare una rete di ascolto, scambio, fiducia, e allora 4 comuni, Rossano, Rosà, Tezze e Cartigliano, si uniscono e aprono le porte alla tisaneria delle donne. Ma attenzione a non farsi ingannare dalla leggerezza del nome. Il nome l'abbiamo condiviso con lo Spazio Donna a questa città, è un nome che può dire molte cose perché è un momento di, come dicevo prima, rilassante e di condivisione tra donne, ed è questo il messaggio che vogliamo mandare, che tra donne ci si può aiutare e si può condividere molto. Ci saranno degli esperti che seguiranno tutti gli incontri. Sì, ci saranno degli esperti, delle avvocatesse, delle psicologhe, comunque delle educatrici, quindi che sapranno dare anche un punto di vista, che sapranno fornire un punto di vista professionale nell'affrontare le varie tematiche. Insomma, un modo per far capire alle donne che non sono sole, dato il numero di vittime di violenza, un numero che però vede il comune di Cartigliano contro tendenza. Sembra un'isola felice, in quanto già dal 2018 e ci auguriamo anche per il 2019 non abbiamo nessun caso ancora in trattamento presso lo Spazio Donna e gli uffici appunto che richiedono queste assistenze. A Cartigliano ne abbiamo avute anni scorsi, ma adesso, grazie a Dio, siamo messi bene. 6 gli appuntamenti in programma, si inizia il 20 febbraio a Rossano Veneto alle cucine di Villa Caffo. È rivolta alle donne, come ho detto, di tutti i ceti sociali, di tutte le professioni che hanno voglia comunque di dialogare, di discutere di argomenti, dalla donna in relazione, donna e lavoro, donna e benessere, la donna che deve comunque far conciliare lavoro, famiglia.